Sono Giancarlo Ascari e faccio fumetti da un po' di anni, circa 40 più o meno. E faccio fumetti nel senso che me li invento, me li scrivo e me li disegno. Quindi faccio tutto il ciclo produttivo della realizzazione di un fumetto. Faccio quel tipo di fumetti che una volta si chiamavano fumetti d'autore, adesso si chiamano graphic novel, che rispetto al mercato del fumetto sono una fetta abbastanza importante e in crescita dal punto di vista editoriale. Però il mercato del fumetto si divide in due grandi settori, che sono appunto da un lato quello delle graphic novel e dall'altro quello del fumetto seriale o popolare, il fumetto che si compra in edicola in sostanza. La differenza tra i due è l'organizzazione del lavoro, perché appunto nel primo caso, come ho detto, in genere gli autori fanno tutto, oppure c'è uno sceneggiatore che scrive i testi e un altro che li disegna. Nel caso del fumetto seriale invece abbiamo una struttura di lavoro che è una macchina produttiva, per cui c'è chi scrive il soggetto, chi scrive la sceneggiatura, chi fa le matite, chi le passa a china, chi fa i colori, chi mette il lettering dentro ai balloon che sono i palloni dei fumetti. Per cui è una struttura di lavoro molto complessa, un po' a catena di montaggio, che deriva dal fatto che si tratta di produrre ogni mese 100 pagine per le serie, che vuol dire che in pratica un gruppo di lavoro continua a lavorare producendo in anticipo quello che uscirà 2 o 3 mesi dopo, perché sennò la macchina non potrebbe marciare. Questi due tipi di fumetto hanno due organizzazioni completamente diverse, sia dal punto di vista produttivo ma anche da quello economico. Nel senso che nel primo caso l'autore produce un suo fumetto, lo propone all'editore e viene pagato come se fosse l'autore di un libro, cioè con un anticipo sulle vendite. Nel secondo caso è come se fosse un dipendente di una casa editrice, cioè lavora in maniera abbastanza continuativa su un progetto, su un ciclo di personaggi. Mettiamo chi fa Tex, tanto per essere chiari, o chi fa Topolino, lavora in questo modo. Queste sono più o meno le due grandi tendenze di lavoro all'interno del mercato del fumetto. È chiaro che ognuno ha dei vantaggi e degli svantaggi. La prima ha i vantaggi di una relativa libertà dell'autore, che in qualche modo è l'ideatore della sua cosa. Nella seconda c'è meno libertà, ma la retribuzione è più consona alla quantità di tempo che ci si mette per produrre il lavoro. Diciamo che nel caso dell'autore di graphic novel è abbastanza insensato il rapporto che c'è fra quanto ci si mette a farlo e quanto si viene pagati. Però la soddisfazione è molta. Allora le due cose vanno ben calibrate. Se uno vuole fare questo lavoro deve capire da che parte orientarsi. Sa che nel primo caso c'è molta gloria e pochi soldi, nel secondo caso ci sono abbastanza soldi e meno gloria.